Ben ritrovati a Mesede che si tache. Oggi vi presento una ricetta facilissima, perché a volte abbiamo bisogno di leggerezza, per un ospite che arriverà più tardi. Gli ingredienti di oggi sono facili, 6 uova, 150 g di farina, 150 g di zucchero, un pizzico di sale. Ci vediamo tra poco. Come vi ho detto, ricetta facilissima, si tratta del pan di Spagna che poi farciremo per fare la rolata carsolina. La rolata carsolina assieme alle ciabatte è uno dei dolci tipici del territorio del Carso e dietro a me ho già preparato il materiale per poi arrotolare il pan di Spagna, c'è semplicemente della carta stagnola e della pellicola e la teglia per il forno. Cominciamo subito inserendo in planetaria questa volta 6 uova intere. Sei uova ci sono, 150 g di zucchero già pesato, un pizzichino di sale e adesso lasciamo montare per circa 15 minuti in modo che diventi bello spumoso. Ho rallentato un attimo la planetaria per raccontarvi una cosa. Questa è una ricetta che io uso dal 2005 circa, quando ancora non c'erano i social, o almeno non c'era Facebook, e nel 2008 l'ho inserita in un forum su cui pubblicavo le mie ricette all'epoca, quindi veramente tanti anni fa, che si chiamava, se non sbaglio, Cook Around, quindi questa ricetta gira veramente da tantissimi anni. È bella e facile perché il pan di Spagna, sapete, non ci va il lievito, ma deve essere soffice ed elastico, e con questa ricetta proprio comoda, quindi 6 uova, un netto e mezzo di farina, un netto e mezzo di zucchero, un pizzico di sale. A chi piace si può aggiungere, non so, un po' di buccia di limone, buccia d'arancia, un po' di vanillina o un aroma che vi piace, però la base veramente è comoda e riesce assolutamente sempre. Poi vedrete, la metteremo in forno su una teglia rivestita con carta forno per mezz'oretta a 180 gradi e vedrete che ottimo risultato che avrete anche voi. Facciamo ripartire. Direi che è pronto, è perfettamente spumoso. Adesso andiamo a mescolarlo con la farina. Direi che ci siamo, il composto di uova, zucchero e sale è montato, è spumoso, bianco, perfetto. Dobbiamo solo aggiungere la farina mescolando delicatamente, quindi un po' di farina alla volta, se volete la setacciate direttamente sopra. Mescoliamo come al solito dal basso verso l'alto in modo che non si smonti tutto, anche se facendo montare le uova per un quarto d'ora diventano piuttosto stabili, è difficile che poi vi smontino. È più facile che smontino quando si fa i bianchi montati da una parte, i rossi montati con lo zucchero, e quando si fa l'unione si rischia che smonti tutto. Invece questo modo è veramente stabile, come l'ho già detto. A volte mi ripeto, scusate. Mentre mescolo, approfitterei a ricambiare dei saluti che ho ricevuto in piazza Fagagna da un gruppo di sioretti che stavano bevendo il Taiut. Io stavo uscendo da un negozio, ho sentito urlare Mesede che si tache, non sapevo se fermarmi o meno e in effetti mi stavano salutando, quindi grazie ai signori di Fagagna che mi hanno salutato per strada. Io ho già preparato la teglia con un po' di carta forno. Io la carta forno la metto solo sul fondo, poi le pareti le stacco con un coltello dopo la cottura. Ecco, vedete com'è bella densa? Quindi prima di comprare il pan di Spagna pronto, ricordiamoci che in un attimo si può fare. Anche quello pronto va bene,
niente in contrario, ma se siamo a casa, anche quando arrivano amici così all'ultimo momento, non so, vi chiamano la mattina, sai, passiamo stasera, questo è un dolce che con 6 uova e poche cose si può fare in un attimo. Io ho usato una planetaria perché ce l'ho abitualmente in cucina, ma è ovvio che anche con delle fruste, con delle fruste elettriche si fa allo stesso modo. Adesso lo livelliamo perché non contenendo grassi aggiunti non è un dolce che poi si siede durante la cottura, rimane piuttosto così, consistente, quindi livellatelo bene con un po' di cura e vedrete che avete un bel risultato. È bello steso, andiamo dritti in forno a 180 gradi per circa mezz'oretta. Mentre il dolce sta cucinando, approfittiamo a prendere il nostro finaccio pulito, lo bagniamo bene, lo strizziamo bene, perché poi appena sforniamo il pan di Spagna lo rovesceremo su questo strofinaccio e lo arrotoliamo da caldo e lo lasceremo raffreddare dentro lo strofinaccio umido, in modo che la pasta rimane umida e prende un pochino la forma. Ecco, così abbiamo tutto pronto qui e appena il dolce è pronto lo sforniamo e siamo pronti. Il tempo è trascorso. Siamo prontissimi per sfornare il pan di Spagna. Come vi dicevo, io non metto la carta forno ai bordi, per cui semplicemente ci passo il coltello e senza scottarci lo rovesciamo sullo strofinaccio bagnato. Adesso sarà facilissimo, quindi togliere la carta così. Quindi pieghiamo il bordo in questo modo, possiamo anche schiacciarlo un po' se vogliamo e lo rotoliamo. In questo modo lui, raffreddandosi, prende un po' la forma e quando si sarà raffreddato lo spalmeremo con la marmellata. Il rotolo ormai si è raffreddato, andiamo a srotolarlo direttamente. Io qua ho messo della carta stagnola con della pellicola, così, quindi lo srotoliamo direttamente qui sopra, in modo che lui un po' mantiene la forma, ecco, senza distruggerlo. A questo punto si può bagnare con del caffè, con una bagna fatta con acqua, zucchero e alchermes. E oggi lo farò semplicemente con della marmellata fatta in casa. Quindi una dose abbastanza generosa, in modo da ammorbidire e inzuppare bene tutto il rotolo. Così. Se la vostra marmellata, quella che magari avete acquistato al supermercato, non è così fluida, basterà scaldarla in un pentolino, aggiungere un pochino d'acqua, in modo che si possa distendere in maniera facile. Ecco fatto. Quindi si rirrotola, così. Lo chiudiamo nella pellicola. In modo che così mantiene anche la sua umidità e poi chiudiamo la stagnola. Eccolo, a questo punto è pronto e lo mettiamo nel frigorifero, un paio d'ore che si rassodi. Il dolce è riposato abbastanza, lo togliamo dal frigorifero e dobbiamo solo spolverarlo con un po' di zucchero a velo e impiattarlo.
Sapete che a me piace fare delle ricette base per questa trasmissione e quindi non ho messo della bagna particolare, però se vi piace lo potete bagnare anche con per esempio acqua e alchermes, e chiaramente la farcitura può essere fatta anche con della crema di nocciole o con altre creme che vi piacciono. La rollata carsolina sarebbe così, con la marmellata di albicocche. Non mettete limiti alla fantasia perché questo dolce si può fare veramente in tantissimi modi. Ecco qua, un po' di zucchero a velo. Oh, e siamo pronti per aspettare l'ospite che arriva oggi. Per preparare la rollata carsolina ci servirà 6 uova intere, 150 g di zucchero, 150 g di farina, un pizzico di sale, a piacere della buccia di limone grattugiata, della marmellata di albicocche per farcire e un po' di zucchero a velo per spolverare. Abbiamo con noi oggi Alessia Iacuzzi, mental coach, giusto? Psicologa, psicoterapeuta, psicologa dello sport. L'ho fatto dire a lei perché era troppo difficile, quindi benvenuta. Grazie. Nella cucina di Messede che Sitake. Ti ho voluta qui perché sei un personaggio di spicco della nostra friulanità e stai portando dei benefici veramente importanti al mondo dello sport e non solo. Ma non devo parlare io, quindi chiedo a te, Alessia, quando hai deciso di diventare psicologa e tutte quelle cose che hai detto tu, qual è stato il motivo che ti ha fatto prendere questa decisione? Allora, diciamo che innanzitutto io a 16 anni ho deciso che volevo fare la psicologa e quando facevo la scuola di specializzazione ho avuto un'occasione in ambito lavorativo in psicologia dello sport e sono stata felicissima perché io avrei pagato per avere un lavoro dove potessi lavorare in tuta e scarpe da ginnastica. Bene, questo è un bel messaggio, ridendo e scherzando, è un bellissimo messaggio perché io volevo un lavoro dove si mangia e si beve. Quindi ecco, fare di una cosa che piace molto la propria professione è una cosa che si può fare. Quindi lavori in tuta e scarpe da ginnastica. Sì, per buona parte del tempo. Ottimo. Lavori solo con adulti, con bambini, adolescenti? Qual è il tuo... Allora, diciamo che la mia attività professionale si divide in due ambiti. La psicologia dello sport da una parte, quindi lì ho sportivi di qualsiasi età e di qualsiasi livello, nel senso che io seguo dai ragazzini, giovani promesse, giovani talenti che hanno bisogno della marcia in più magari per fare il salto di qualità o che devono entrare nelle nazionali, fino al campione nazionale o internazionale o olimpico. Invece poi ho la parte clinica, diciamo, dove mi occupo di promozione del benessere, quindi aiuto le persone a riconoscere quali sono i fattori di stress nella loro vita e a imparare a gestirli, e lì però la mia fascia d'età si alza un po', nel senso dagli adolescenti in su. Bambini non ne tratto perché ci vuole una competenza specifica e io ho scelto l'ambito insomma più adulto. Hai scelto questo. Quindi adesso io nomino qualcuno che tu hai seguito perché abbiamo avuto qui con noi Michael Walzing in un'altra puntata, ci ha parlato molto bene di te. Non solo, sappiamo che tu hai aiutato o hai fatto emergere qualcosa che c'era dentro la nostra Kainero, che l'ha fatta poi fare uno step per arrivare dove lei voleva arrivare, ma c'era qualcosa, no, che si inceppava. E quindi il trucco è questo, no? Trovare dove c'è l'intoppo. Esatto, perché anche lo sportivo di alto livello spesso ha le competenze tecniche, ma gli manca quel quid a livello psicologico che non gli permette poi di avere un'ottima performance, cioè di tradurre in gara quello che riesce a fare benissimo in allenamento. Io la Kainero l'ho conosciuta nel 2005, dopo la delusione delle Olimpiadi di Atene, Che ci ricordiamo tutti. perché per un piattello lei fa tiro a volo, è rimasta fuori dalla finale, lei si è resa conto che non aveva tenuto a livello mentale.
nel senso che non era riuscita a mantenere la concentrazione, le erano partiti tutta una serie di pensieri che lei non era poi riuscita a gestire, i pensieri avevano dato il via a una valanga emotiva che l'aveva totalmente travolta e quindi non c'è riuscita. Da lì abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo lavorato così bene che nel 2008 insomma ha vinto l'oro a Pechino. E questo ce la ricordiamo anche meglio. Intorno a Chiara Cainero c'è un grande affetto a livello regionale, quindi anche se ci ricordiamo questa sua piccolissima défaillance, insomma è bello anche capire che dietro c'è una campionessa, ma che aveva un refuso forse, adesso io non voglio entrare nelle sue cose, che così la limitava un pochino. Quanto è importante per un ragazzo o per un bambino togliere subito questi blocchi in età appunto adolescenziale per partire subito con una buona carriera o questi blocchi si levano anche dopo? Come funziona? Io non sono psicologa. Diciamo che prassi vuole che prima si comincia, più è facile togliere le cose, sistemarle, nel senso che quando adesso arrivano i ragazzini che hanno 13, 14, 15 anni sono ancora molto malleabili e poi quando vanno dallo psicologo e non hanno quel bias cognitivo dello psicologo per i matti, io non ne ho bisogno, me ne cavo da solo, loro si fidano di una figura professionale, quindi è bellissimo lavorare con loro perché veramente ti ascoltano, mettono in pratica gli strumenti che gli suggerisci e quindi imparano anche molto molto velocemente. Quando invece mi arriva un adulto che magari per un disturbo d'ansia che si porta dietro da 10 anni e io penso, io qua devo destrutturare 10 anni di vita e magari questa persona mi chiede in quanto tempo lo riusciamo a fare, in quante settimane? Settimane non credo perché quando uno poi per anni e anni ha organizzato la propria esistenza su un disturbo o su una difficoltà, ha costruito poi tutta la sua personalità intorno a questo e io devo andare a destrutturare piano piano tutto questo aspetto per andare al nocciolo. Quindi prima si comincia, più è facile ottenere degli ottimi risultati e meno tempo ci vuole. Certo, perché nel tempo si acquisiscono delle abitudini legate a quel limite che ci siamo imposti o ci è stato imposto. Io mi ricordo da piccola avevo una grandissima fantasia nello scrivere i temi, ma in famiglia mi veniva detto tu hai smasse fantasie. Questa cosa poi mi ha un po' piegato la fantasia, no? Nel senso che non ho più dato, per un sacco di tempo non ho dato voce così alla mia fantasia e la sto ritrovando un po' adesso dopo i 50 anni, insomma, quindi... Che è un'età magica, perché è l'età in cui si comincia a pensare che forse il giudizio degli altri potrebbe non condizionarci. Infatti. No? E quindi si cerca a quell'età lì la vera essenza di se stessi, ci si libera di tutta una serie di costrizioni, convenzioni che sono state poi costruite nel corso degli anni appunto sulla base dei giudizi altrui. Ok, in questi adolescenti di oggi, che sono molto diversi dagli adolescenti, da chi era adolescente ma oggi ha 50 anni come me, siamo cresciuti in contesti completamente diversi. Io giocavo con i miei amici fisicamente, nel senso andavamo in bicicletta, facevamo le lotte, saltavamo con l'elastico, per chi alla mia età se lo ricorda. Oggi spesso i ragazzi sono assieme online. Quanto incide questo essere online rispetto a essere fisicamente assieme, Covid permettendo, insomma? In realtà per loro incide poco, nel senso che loro vivono quella che era la nostra realtà, ok? La vivono allo stesso modo, solo la vivono online. Ormai, ad esempio, i ragazzi si mettono insieme online senza neanche conoscersi. Hanno delle amicizie che ritengono profondamente vere con ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo. E per loro quella, soprattutto i nativi digitali, quindi ragazzi che adesso hanno 12-13 anni, quindi sono nati e cresciuti con queste tecnologie, quella è la loro realtà. Gli mancano le competenze sociali, quello è vero, cioè nel senso nel momento in cui si trovano faccia a faccia con altre persone fanno grossa difficoltà e lì ci sarebbe del gran lavoro da fare.
Ma per loro non è un problema, perché loro nel momento in cui si trovano in difficoltà tendenzialmente si isolano in un angolo, accendono il loro smartphone, si mettono in contatto con i loro amici, con la loro amorosa che sta dall'altra parte dell'oceano, rientrano nella loro comfort zone e non hanno grosse difficoltà. La pandemia effettivamente ha inciso molto, più che su questo aspetto, sulla libertà, cioè loro si sono resi conto di non essere liberi di uscire. Questo è stato l'inghippo. Quindi hanno visto la differenza tra scegliere di non uscire di casa perché comunque nella loro camera con lo smartphone avevano il loro mondo e il non poter scegliere di uscire perché c'è un blocco. Quindi la differenza sta qua. Per tutto il resto invece, come noi siamo cresciuti con la nostra normalità, o la generazione precedente la normalità ce l'avevano anche andando a lavorare appunto a 12-13 anni, è semplicemente quindi possiamo sfatare questo mito che i ragazzi soffrano per questo collegamento digitale così attivo. Non è una sofferenza, ma è la loro È la normalità. loro normalità. E il nostro essere adulti in questo, come possiamo essergli vicini, genitori o amici, facendogli capire che però la società fuori non è così gentile e carina, che ci possono essere dei pericoli in più? Lì è molto difficile perché abbiamo generazioni di genitori che fanno difficoltà a capire questa nuova realtà e quindi genitori che come punizione, diciamo, tolgono i mezzi di comunicazione, i social e quant'altro e non si rendono conto che quella è la forma di espressione dei loro figli. Ci sono d'altro canto genitori che non capiscono invece quanto questi social siano come posso dire, non devastanti, ma impattanti nella vita dei loro figli, li danno per scontati. Cioè genitori che, passatemi il termine, mentono permettendo ai figli minorenni o sotto i 10 anni di avere degli account social, cosa che sarebbe illegale, ma tanti genitori dicono qual è il problema, tanto io li controllo. Sì, io da psicologa che segue dei ragazzi so benissimo quanto sono capacissimi di imbrogliare su tutta la linea, di non farsi scoprire In niente. in niente, che quindi conoscono tutti i modi dei genitori di controllarli e li schivano tutti Sì, quanti. io ero bravissima, per esempio, a raggiungere i miei amici sul muretto in piazza, eludendo insomma una certa sorveglianza. In parallelo oggi eludono la sorveglianza sul telefonino. Ok, io adesso ti ho anche scucito un po' di informazioni, Alessia. Torniamo un attimo a te. Il benessere psicologico è una parola che a volte sembra così un po' nell'aria. In concreto, quando è che una persona vede la differenza tra ops, avevo questo disturbo ma non me ne ero reso conto? Come è un senso di leggerezza? Come te lo comunicano le persone che segui? Nel momento in cui terminano il percorso, si rendono conto di aver ripreso in mano la loro vita, nel senso che tendenzialmente quando uno ha un disturbo o una difficoltà ci sono delle cose che non riescono a controllare o che hanno un impatto emotivo molto importante nella loro esistenza. Il lavoro psicologico li aiuta a riconoscere quelli che sono i fattori che scatenano quel tipo di difficoltà e li imparano a gestire. Quindi quello che fino a poco tempo prima era un problema diventa in alcuni casi anche una risorsa, no? Perché con gli strumenti, perché io sono una psicologa diciamo un po' fuori dalle righe, cioè non immaginate il lettino, la terapia classica con tante fiume di parole, io uso strumenti molto pratici, tecniche di respirazione, la visualizzazione e porto le persone ad uscire un po' dalla loro comfort zone, che è quella dove sono strutturati, per fargli vedere che possono gestire quell'aspetto lì in una maniera diversa. E quando loro si rendono conto che possono gestirlo, il problema viene meno. Perché il problema, l'impatto emotivo del problema nasce nel momento in cui la persona sente di non poterlo controllare. Quando questo problema invece rientra sotto la sfera del loro controllo, magicamente svanisce. Svanisce. Quindi Alessia, tu ci stai veramente facendo capire che cervello, muscoli, corde vocali, gambe, fiato sono semplicemente delle cose da allenare per stare meglio. Esatto, esattamente. Ci sono
Soprattutto nella nostra realtà friulana, ok? Ci sono tanti miti, ok? Falsi miti sullo psicologo che a me piacerebbe riuscire a sfatare. Alcuni dei miti sono dallo psicologo ci vanno i matti, io faccio da solo. Fasin di Ok, Bessoi è uno dei motti Fasin di friulani, quindi Bessoi, ok. Il problema è che quando per magari 3, 4, 5, 6 anni ti rendi conto che non riesci a fare da solo, chiedere aiuto, e questo è un altro mito da sfatare, non significa essere deboli, ok? Non significa essere fragili, non significa essere incompetenti, anzi, chiedere aiuto credo che sia una delle forme di coraggio più alto che le persone hanno. Perché? Perché andare a analizzare le proprie cose, le proprie difficoltà, le proprie lacune, le proprie mancanze non è per stomaci deboli, assolutamente. è come lo specchio, no? Tu pensi di essere in un modo, poi passi davanti a uno specchio e dici, ops, non Esatto, ero, non sono perfetta, questa è una metafora perfetta, anche perché il ruolo dello psicologo è appunto quello, cioè fare da specchio alla persona, ok, rimandando quello che la persona porta. Ovviamente rimandandola in maniera meno caotica, meno confusionaria, ok, con una linea logica, in modo tale che la persona capisca il suo meccanismo di funzionamento, capisca cosa c'è che non va, capisca da dove nasce e insieme poi cerchiamo gli strumenti poi per affrontare la situazione e appunto poi strutturarla come la persona desidera. Gli psicologi non cambiano la testa delle persone, gli psicologi non danno consigli, gli psicologi non dicono alle persone quello che devono fare, gli psicologi aiutano le persone a trovare dentro loro stessi le risorse che comunque hanno, perché tutte le persone hanno delle risorse interiori. Quando ci troviamo in un momento di difficoltà, che cosa accade? Semplicemente che quelle risorse lì, in quel momento lì, o non vengono riconosciute, o non vengono viste, o non vengono utilizzate. Il ruolo dello psicologo è quello di aiutare la persona a riscoprirle e a rimetterle in campo, semplicemente. Bene, guarda, grazie per questa chiusura così rassicurante, anche se insomma, considerando che una Chiara Kainer o comunque tanti campioni dello sport si affidano a psicologi, mental coach per migliorare semplicemente se stessi o per aprire queste capsule di cose particolari e speciali che abbiamo dentro, insomma, già questo dovrebbe dirci molto. A proposito di cose difficili che invece sono facili, io ti ho preparato un piatto friulano del Carso, che è la rollata carsolina. Te l'ho fatto perché tanti affrontano il pan di Spagna come una cosa difficilissima. Pensano che fare un rotolo di pan di Spagna sia difficilissimo, invece è facile e buono. Te lo porto subito. Ok, grazie. Eccoti Alessia. Grazie mille. Rollata carsolina per te. Ok. E con della marmellata di albicocche che faccio in casa. Ok. Buonissimo. Alessia ha gradito, la chiacchierata per oggi è terminata, noi ci rivediamo la prossima settimana con una nuova ricetta e un nuovo ospite. Maman e Tenissi Conte.